Io penso che voi siate molto bravi, ma non bravi abbastanza per questa annata di X Factor. Si ferma il sogno del grossetano Federico Bartoli a X Factor. Adesso le speranze sono tutte nel ripescaggio. Presentatosi con gli extra insieme a altri 3 ragazzi provenienti da varie parti d'Italia, l'avventura della voce maremmana a 17 anni all'ultimo anno di liceo a indirizzo sociale termina a Home Visit a casa di Simona Ventura. Il gruppo adesso spera nel pubblico che potrà rilanciarli in gara tramite il televoto. Sì, c'è un televoto che appunto sceglierà tra i 2 più votati, tra i 12 concorrenti eliminati al non visit, che si contenderanno il posto a X Factor. La passione per il canto nasce 5 anni fa, quando Federico, un po' per gioco, un po' per la forte ammirazione verso Bon Jovi, inizia a frequentare un corso di canto. Frequento comunque un corso di canto da 5 anni con Alessandro Baldi. Il canto è arrivato da parecchio tempo. Mi sono avvicinato comunque ascoltando musica per esempio Led Zeppelin, Bon Jovi, e mi ha sempre affascinato la figura del leader cantante. Lo scorso aprile decide di mettersi in gioco partecipando a un concorso dove conosce gli altri componenti del gruppo, con i quali nasce l'idea degli Extra. Poi da Milano, fra 60.000 aspiranti cantanti, è cominciata la selezione. Come vi siete presentati? Con quale brano avete esordito? Inizialmente con Back for Good dei Take That, poi abbiamo scelto Black Horses and Cherry Tree di Katie Tunstall, e poi i Bon Jovi con Living on a Prayer. Il nome l'abbiamo deciso insieme, si cercava un nome carino che comunque fosse veloce e ricordabile. Ci ispiriamo un po' alla musica pop, comunque cerchiamo di spaziare tra i generi. Un successo inatteso per il giovane grossetano che più volte nel fuori onda si è fatto notare dal giudice Mika, unica presenza internazionale. Lui è sempre stato presentato come un giudice severo e quando mi ha fermato, mi ha chiesto comunque, mi ha detto come ti chiami, quanti anni hai, e pensavo comunque mi facesse una critica alla voce, invece mi ha apprezzato il mio modo di cantare e mi ha detto che ero uno dei migliori del gruppo. Ora quello che serve a rilanciare gli Extra in gara è il voto, che potrà avvenire registrandosi prima sul sito di Sky e poi cliccando per il gruppo di cui fa parte Federico.